tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andremo avanti con le missioni principali e ci andiamo a ricollegare con lo scorso capitolo dove Isabella ed Enzo hanno cominciato ad amoreggiare, quindi ormai loro sono una coppia di fatto, anche se nessuno sa nulla e nessuno deve sapere nulla. Quindi iniziamo questo nuovo capitolo e vediamo dove ci porterà la storia di Mafia Terra Madre. Spirito sportivo, capitolo 7. Cosa stanno trasportando? Banconote false. Signori, quando saccio che mi portate il regalo è sempre un piacere attaliarvi. Bene procede la produzione, eh? Una meraviglia. La macchina funziona, ammucciata, silenziosa, nudo che si avvicina. È quasi come se non ci fosse. Magnifico. E speriamo che rimanerà così. A te invece come va? Per ora liscio come l'olio. Da qui a Impero Bay avemo coccheruno a ogni aneddo da catena. E che dove ne peghiamo? Oh, picciotti, forza. Venite con me. Tutta questa roba, mannaro? Chissà, manca metà. Madre mia. Chissà. Minchia, le armi americane. Ancora c'è. Oh, minchione! Tecca, prova chissà. Empire Bay sta facendo la sua parte, eh? Volesse a bere. Con tutto che ci mandiamo. E che isso? È solo l'inizio. C'è una montagna di picciole che ne sta aspettando. Magari ne potremo divertere. Venite sta cosa. Oh! Amoni! Allora, noi dovremmo seguire Leo. Che bello. Il porto. Taliadda, fai conto che de picciole sono nostre. Uscire dietro te fottissimo. Che dea targa Siracusa. Non ne potremo iscrivere e manco potremo vincere. E io ti dico che a da gara ci partecipiamo. Come? Ah, finiscila. So che avessimo a guidare. O fuori gone. Stavo pensando che potessimo guidare chissà. E madre. La carrozzella. A una guys. Bella. All'amici nostri americani ci interessa mantenere il rapporto con noi. Aspetta. Bocco. Vuoi fuciliere? Chi si sospettosi pallotto? Tagliate più lontano. C'è bisogno solo di una ripezzata, a tutte cose Pasquale ci penso. Pasquale? Forse, ma magari ne potremo solo insonnare. Prima scarichiamo la macchina. E poi ne mettiamo a pensare a come fare per la serenata. La carrozzella la guido io. Ma chi tu che vuoi? A così, senza motore, che magari non te va un come muro. Leo e tu che minchia ne sai come si guida. Io saccio solo che andiamo a scantare tutti i tiri. A monenno posso nuovo di Pasquale. Mi faccia bere non è. Oh Enzo, facci piano, ma che asciuga c'ha banco per uscire pezzi e pezzi. Ti da così sei sta a moto, per me è buono forse. Su questo nuovo è c'è lo score benzina che ci senta ammontuare a tutte. A pompare benzina. Sì. Un'iniziativa tra le famiglie.
E che ci facciamo con una cosa di questa? Piccio, i pomperi benzina sono un futuro. E l'unica pompa nessunata di Palermo è la nostra. Per fare benzina, hanno a bere del menuato. Piacere. E chissà, vale magari per tutte le peloti della gara. Giusto. E quindi pensavo, e se un giorno della gara Pasquale facesse un errore? Un errore. Cioè, mette che per sbaglio, invece la benzina hanno serbatoio che ci mettesse l'acqua. A noi ce ne facesse comodo. Puttana, miseria è veloce. Come facciamo a vincere con ciappellote come a Chiesa? A velocità un netto. Ma una gara. Una gara di resistenza. Bisogna essere veloci, sì, ma pure evitare i problemi. Incidenti, guasti, errori. Di tutto potesse capitare, specialmente alla voce squadra. Di qua, Enzo, a sinistra. Stai vedendo? Enzo, dalle! Ah, che si attaccate! Ammazza! Grazie. Casia, tutto a posto dopo? Avessi stato per te, no? E spaitte della mente come quello io! Oramai pensava che non ti facevi dire ricchiù. Poi te è un regalino. Altro che la pare i graffi, Leone. Chissà come bersaglio la usarono. Io rissa che non saperava. Una carrozzella, no un carretto. Faccia i minchia. Se è una macchina, io la saccio abissare. La sa fare Iddo, fidati. Ora, noi andiamo a parlare di altre cose. Va bene. Allora, Leo, che dobbiamo fare? A me sta macchina mi piace, la dobbiamo modificare tutta, eh? Dobbiamo fare cose belle. Come facciamo a ciasere in questa gara? Ma a partecipare per vincere? Stavo pensando una cosa, ma aiuto mi serve. Enzo, ne vedremo a San Celeste Romana sera? A mezza parola. Come ti posso aiutare? A sta farà a me. Tu porta la macchina fotografica. Ok. Qualifiche. Quindi dobbiamo qualificarci. Casiamo. Iddo, E chi? Guarda, Un marchese Siracusa. Il marchese Siracusa. chi dura taiga Siracusa? Iddo lo organizzò, Iddo scegliette la pista e Iddo ci mise pure i piccioli. Ah, giusto. E quindi la ma fotografare insieme a una dei buttane. Uno come Iddo, un padre famiglia, un uomo di chiesa. Facesse carte favo si può fare escere una fotografia di chisse. E per noi ce ne esce un po' su una gara. Tra le altre cose, sì. Mi serve solo un punto non nascosto. Si è irritato, Leone? Concetta! Sei bellissima come sempre. Madonna. Non lo saccio, ma non so capire di vetterisi. Sui so guardi. Puoi essere. Quanto so? 4. Lui arrivarono un'ora fa. La oggi lui, gioco. Arrivarono con l'amico tuo. Nei quali stanza è? Che da gioco? Enzo, il verice mia che va a passare il doaco e trovare un punto buono. Vedere superare a Kate. A chi una pescala manca o passa poco il tecchio. Se mi ferro t'aiuto. Interessante, ragazzi. Molto interessante. Quindi noi dobbiamo fare la fotografia a Siracusa, che sarebbe il tizio dell'evento della gara delle auto. Visto che lui sta andando a puttane, noi gli dobbiamo fare la fotografia così che lui, avendo già una famiglia, venga incontro a noi e ci aiuterà nella vittoria della gara. In qualche modo io... Attia, compa, ti può interessare una secca di superendere delle gare? Ti posso fare un ottimo prezzo? No. Amore, uvriste tu stesso che sono di prima qualità. Cosa che sogno ne?
Allora, fuori uno. Intanto quello parla per distrarlo. Sei tu che devi essere arrabbiato. Dicendo di no ai suoi affari. Finisci. Un tuo ricocchione. Allora. Le guardie sono distratte. Io vado subito. Venisti con Leo? No. E tu come lo sai? Non sei un kid tu. A chiana avanti. Grazie. Secondo me a roba e la vessa bere buono. Lettera d'amore di Alfredo. Mia dolce Rosaria. Anzi, Rosaria gioia mia. Sia amico femmina che conosci da vita mia. Ti maritassi domani stesso, ma o signoruzzo mai ci lasciasse fare. L'amore nostro nell'amma sarpare per sabato sera. E per giovedì, roba messa. Quando me muglieri se ne va risosoro. Per sempre tuo, Alfredo. PS. A prossima volta assicurati che magari Angelica è libera. Lolita no però. Ida può rire di no quando vuole, ma un me portafoglio più leggio era. Quindi gli ha fottuto i soldi. Com'è che è Lolita? Lolita non è buona. Hai capito, Alfredo? Troppo pietra. Ma non è vuoto. Aspetta lì. Buttana la miseria. E gira alla ciabanna. Facciamo un po' di parkour? Ok, qui c'è una trinacria. La repressione di D'Amico perde slancio. Dopo un inizio promettente nel ruolo di capo della polizia, il maggiore Ettore D'Amico è stato recentemente bersaglio delle critiche del sindaco di San Celeste, Stefano Chiavetta, che lo ha definito inefficiente e inadeguato. Alla riunione del consiglio comunale, il sindaco Chiavetta ha descritto con passione il disappunto degli abitanti della Valle Dorata nei confronti di D'Amico, reo di aver fatto troppo poco per frenare il crimine nella regione. Povero D'Amico! Chiavetta ha invitato D'Amico a concentrarsi sul brigantaggio e a non perdere tempo con la caccia ai fantasmi, cioè tutto l'esponente mafioso, tutti noi, riferendosi alla campagna contro la presunta rete del crimine organizzato nella zona. D'Amico si è astenuto dal commentare le critiche. Poverino, vorrei vedere. Cioè, ma vi rendete conto? L'unico che vuole fare qualcosa viene pure criticato dal sindaco. Amore, muove. Ne vedremo sotto quando finisce. Ah, Solo per dono vi posso domandare, Vostra Eccellenza. E tu non ti pensare che sei me. Una sgualdrina che osa toccare un uomo della mia levatura. Ignobile. Un ma riesce a tenere. Come hai detto? Un ma riesce a tenere, Vostra Eccellenza. Non ci rinesci, vero? hai capito? E adesso ti immortalo? Ciao! Ecca! Amo nenne, che dove avete ma baissò. Basta con questi giochetti, slegatemi. Sicuro che pronto siete, Vostra Eccellenza? Non mi pare. Impudente, sono più che pronto. Domandatemelo gentilmente. Cosa fa lei? Ci chiude la porta? Che? Sto guardando. Ci rissi slazzarmi subito, allestiti. Show! Bellissimo! E vabbè. Amone va. Ma pigliarsi comodo. La prossima volta ci acchiane torna a dominchiare dietro per fare fotografie. E comunque, come è, come non è, in gara siamo. O Marchese sarà felicissimo di farne partecipare quando ci fa sapere questo.
Io mi fido di Pasquale. Ma con da macchina partiamo sfavoriti. Meglio così. Ne facciamo più piccole. Solo se vinciamo. Devi essere più fiducioso, Enzo. Comunque, dici che i francesi su macchine si stanno facendo arrivare in Genova con bastimento. Mi pare giusto. Sai, però dici pure che i scaricatori di porto vanno scioperare. Un carico potesse restare bloccato per una pari settimane. Che peccato che fosse. Cose che capitano. Ok. E quindi? C'è Franco che mi accompagna a casa. Riposate, che a Roma è una giornata complicata. Vediamo seguire bene come quando vai a cavallo. Riposa un po', dobbiamo andare a dormire. Oh, vedi che sta arrivando. Facciamo attenzione. Dice che chissà si può fumare un ciano. Ora lo vedremo. Ecco qua. Vedremo se a Pasquale sta scioperato. Come tu c'era? Ma mia, ma come fece fare? Pronto? 3, 2, 1, via! Devo fare errori. Ci sono riuscito. Aspetta, madre. Poi te va. Questa ferraglia corre. Ma ci volesse una già giuissata. Arriportiamoci a Pasquale. Picchiava essere Cesare un navigatore. Era l'unica maniera con un altro paresello volante. Perché? A qualcun altro voleva? No. Mi fido di. Ehi, Giuseppe Raridì. Perché sono capace da macchina ci siete tu, ehi? E per fortuna nostra è un vecchio navigatore della gara. Meglio. Là c'è al massimo quando fare pratica per una settimana. Chi tu aveva una vita, cara? Un percorso che conosce meglio tu. Allora dipende tutto di mie mani. Di tua mano e un antichi fortuna. Pasquale. Bella focosa, eh? Sì. Sai, però mi pare a me che ci manca qualche cosa. Lo saccio io come trattarla. Fammi vedere. Enzo, Cesare, ripassiamo piano. Ok. Allora, a così come vedesse, un marchese fu felicissimo di iscriverci alla sua bellissima gara. Che gentiluomo. A me non mi passa proprio. A noi c'è solo comodo te fa. La macchina ti piace? Quando funziona, sai. Perché tu ci pensa Pasquale? Tu pensa a guidare. E senti a Cesare e tu ti dici che tu che c'è dopo ogni colpa. Lo capisci, Enzo? Va a fare come te dico io. Minchione. Allora, di scoicciatoie, non ne so. Ci metto pure una pari di femmine per segnare, va buono? Occhio vivo. Pure tu, Cesare, ho spaidati sto vantaggio. È sleale, però. Se vuoi una gara leale, voglio che bocce. Io voglio i piccioli lo premi. E allora siamo noi. Allora è buono pure per me. E quindi metterà delle femmine per segnalarci la scorciatoia. No, vabbè. Sto volando. Il giorno della gara. Ah, così? Partiamo subito a stecca? Che pensi del piano dell'aereo? Se tu dissi che è tutto pronto, è tutto pronto.
Madonna, che siamo carini. No, gli spadarono. Isabella. Da lì a che gioiellino che puntare. Non è veloce come chi te l'auto, ma è un pilota che fa la gara, no la macchina. Sentite che minchia di scroscio che Vedremo se fa. veramente può scuscere picciolerei, vincite. Guida come se t'avesse assai bara la vita. E tu non mi aiuto. Forza Cesare! Forza Enzo! Oh, se vedete vi faccio pulizia di stelle per una mesata. No! Vai, vai, vai. Minchia, già partiamo male. Bella partenza. Tanto l'arrivo poi. Amone. Allora. Ecco, c'è una colpa dritta, compà. Esci da sera. Buono, ora tutto a fondo. Avesse mai stare tranquilli per anticchia. Dai, in capo ce n'è una scelta a manca. Ancora. Ok. Una volta che andiamo al paese è facile. Vai a chiamare un motore. Faccia aprire la pascola, non so cosa fare. Visti poi, Enzo. Continua così. Ok. Vedi bene. Capace che vinciamo pure. C'è una colpa difficile a manca, vicino ai segnali. Facci piano. Minchia, faccia piano! Questa macchina è delicata! Da sotto! Ovvero dopo c'è la colpa cecatetta! Amone Enzo, amone! Boroleo sa guardare di Stefano! Questa non me l'aspettavo. Ok. A cos'è si fa, Enzo? Sì, minchia, stai più a cuore! Voi vestite vicino ai pesi, a gitta e poi a manca. Da via, il femmine di Leo. Sta una rame seria, accusate asciutti sta macchina. E con le zoppo c'ha può calare un fondo. Ma ci chiamare i finestre. La prossima volta è come francese. Pulpe un neghiè, ma da vai facile. A cos'è segui? Amone! Continuerà così. Invece l'aspetteranno anche. Ok. C'ho una concentrazione per non fare cagate allucinante. O davanti a troppo un ponte. Esci da scelta. Non fare minchiate. Vedi bene. Capace che vinciamo pure. Siamo quarti ancora, Ci sono un sacco di colpe in mezzo all'altro. La può fare. Cazzo. Ora c'è una parte facile. La potessi fare pure me acqua. Sicuro. Tutta a manca. Poi a getta. Ancora. Tutte le scorciatoie le sto mancando. Già mi impiccai io. Una pari volte. A manca roba la collina. Madonna,
su! Destra, destra! Ma vaffanculo! Minchia! Minchia, non mi piace il tuo scudo! Dove minchia sono? Minchia, è un camino! Un minuto! Catavero! Spicciati, ci stiamo giocando! No, l'iniettore! S'allentò! Un po' azzezzare? Devo solo... Ah! E che bottana! Ha bruciato! Che fare, me filmare? No, ce la fece! Amone! Fatto! Vai! La bruciai? A poi secondo! La minchiata! Madonna. E dopo potremo tornare in pista! A te, Enzo, cosa ne dà? Ma facciamo un sacco di benzina! Una pasta per arrivare! Lo saggio! Minchia, faccia piano! Questa macchina è delicata! Minchia, la macchina è delicata. Curva lunga manca, troppe segnali! Continuerà così! E invece l'aspetteranno anche! Ok. Adesso assiste troppo laico! Ancora! Perfetto, ora accelera tranquillo! Ma ripiegare tempo! E si minchia, essere più ancora! Ecco, curva la manca, poi si vabbè. destra e poi si manca! Curva manca, di chi, tutte cose spasciate. Madonna. Mi tocca avanti aggressivo! Ma picchialo, Enzo! Forza tutto un fondo! Stiamo arrivando! Sì! Anche se si fa, Enzo! Continuerà così! E invece l'aspetteranno anche! Minchia! Non la saremo! Minchia ci manca! Ora c'è tornante! Dritta, manca, dritta! Stiamo arrivando, Enzo! Ce la potremo fare! Vai. Angolo. Vittoria, vincemmo. Madonna ragazzi, è stata tragica però, eh? Giro d'onore. Quindi non è finita qui. Oh, Enzo! Un neofotografo! Andiamo a fare per forza una foto! No, lascia perdere. Non è disponibile. Minchia, ma sta cosa sai ricordare? Batterie munite più ricche del mondo è una cosa rossa, eh! E invece tu cucina. Non sa a fare fotografie. Giusto! Mi pare che era con Leo! E chiami tu? Vabbè. Ne vedremo la macchina! Dobbiamo parlare con tutti, quindi non è un'altra corsa da fare, ma è proprio il giro di complimenti che ci fa la gente. Arrivo fu in la Sicilia. Ecco, parliamo con Luca. Ma che bello il porto. Ancora una volta dico, ma che bello. Luca, Valentina. Da Sperughi per essere un caroso. Fu Cesare che mi aiutò assai. Sembra facile di nascere meglio l'onore l'auto. E magari peggio. Non lo pigliare in giro così, avanti. Ah, ma io lo sapevo che babbio. Ci hai reso orgogliosi. Un'altra volta. Ora però finisci di perdere tempo con noi. Va a divertiti. Giù questo Enzo, vai. Ma c'è chi te una picciotta. Da me cercare una carusa, hai ragione. Ancora fieto. Enzo!
Oi! Vi state a devitti anno? Cacetto! Sacchettini e vino gratis. E chi ne avessimo lamentare? Però fiato. Un CNF. Fa così vota che ti guarda la consiglieria. Ci fa impressione o feto. Però ragione, a sta fiato c'è. La verità è che ci sono paesi peggiori a non ne già vagliare. E ne sta facendo fare picciole. State a sentire io e non vi lamentate. Meglio essere ricco e fetoso, che pezzente e profumato. Alla salute. Enrico, una volta ogni tanto ti potesse pure lavare. Vabbè. È sempre fottutamente divertente sentirli parlare. Vediamo qua, ci sono altri dialoghi? Ci disse che non sapevano ammescare. Avevano un'opportunità e ora era così finito. La disse che poi tu un'altra volta ti favorì. Favorio tutta la famiglia. Ma poi tu una capricciosa. Non ti pensare che è amica tua. Io sono più amico della mala sorte. Isso già lo saccio, roionno che arrivasse, caruso. Buona serata, Tino. Signor Tino, ma sempre con me ce l'avi? Io sono così tanto caro. Don Torrisi, Don Galante. Sai, nata ne facesse vincere. A così ci guadagniamo tutti. Grazie, Don Torrisi. E volere pure attenzione per te e per la famiglia. Ma accomigliamo tutte cose. Però la tua faccia no. Ormai so assai che la conoscono. Dimmi, Enzo, famoso devo fare? No, Don Galante. Bravo. Non ne sarebbe gente famosa. Lo vuoi da te. La prossima volta parla con me, a quattro occhi. Lo capisci? Sì. Grazie, Don Torrisi. Un zulo e magari ti feci fare le grana e tutte cose. Certo, perché lui non vuole che... non ci abbassa. No, ma manco mi può venire a dire che è inutile. No, stai dicendo che a cavo popolata chi gioca conta. Conoscere quel vecchio importante era avere il motore rosso. Ha ragione, ha. Quando ben di Dio che c'è a tavola, peccato che non potremmo mangiare. Ah, Enzo, tu dissi che sa aggiustare tutte cose. Eh sì. Bravo fuisse che la macchina. Funzionò. Quasi sempre. Avanti. Dillo che sogno il meglio meccanico del paese. O meglio. Ma sente serere che scanci l'acqua per la benzina. Coi paesi di delizia. E di serbatoi so. I piloti ti ronano problemi. Un lo saccio. E comunque manca Indy, capisci? E Leo mi resa mai paiti. Non mi posso lamentare proprio. Bravo, sì, Enzo. Se ti serve qualche cosa, venite in mia. Va bene, Pasquale. Qui abbiamo la macchina. Quando arriva il prossimo carico? L'altra settimana. Perché restasse a secco? No, dopo ma così assai. A te a pecca ci manca. Non l'avesse a fare, usaccio. Ma che sta roba di prima scelta, su, e costano magari picca. Come si fa a dire di no? Bravi, bravi, fumate, fumate. Quello è Cesare, quello là sotto, con... E che ci fa tutta sola qua quando potesse vivere una cosa insieme a un campione? Un campione di chi? Spiritosa sei. Mi piace. Cesare. Non perde mai il vizio, Cesare. Sempre già lava la testa. E chissà colazione? Ogni giorno. Minchia, incredibile. Tale sto panzone. Secondo te lo sa perché ha fame? Ah, zitto, te va. Quindi loro sono dell'America. Su americane. Leo, non è che... Enzo! Vieni qua che ti presento a Giuliano Bertone ed Elio Tricoli. Iddi sono amici nostri di Empire Bay. Empire Bay? E ringrazierà Bace per la macchina. Ma assai ne maniamo. La memoria capita che sbaglia. Eppure la nostra, vero Enzo? Non so di chi parli. Senti, Leo, andiamo a fare una foto. Vedi la signorina Torrisi? Era con l'amica sua. Non lo saccio onde so. Ne vedremo una macchina, va bene? Signori, vi lascio alle vostre cose. Buono, non ti scoidare in so con ne riciamo. Ti ne riese mai dispiacere? Consideralo già fatto. Ok. Ora ci fa parlare con questo qua.
portate viete, Franco? Sì, certo. Penso che lei t'arietta to paite, no? Per me non ti preoccupare. Certo. Ma che è così? Vediamo se qua c'è qualcosa. Tutta poi tu non avessi succeduto mai se avessero partecipato pure i francesi. Ah, vero dici? Vero, Rico. Tutti pensano che hai meglio macchine su americane, ma i francesi sono meglio e pure più affidabili. Ah, così? Gacietto. Eppure meglio piloti hanno, e meglio romuno. Mizzica. Anzo, delle minchiate. Ok, qua c'è un collezionabile. Enzo, non sapeva che ti farà guidare. Uè, Giuseppe, aspetta. Giuseppe, come ti passi su ta terra? Ah, meglio la galera. Ti volevo domandare, all'altra cella quando mi faceste nascere, com'è che era? Che due gigante. Corrado Baissone, in Caineossa. L'ombra chiddo è? Bella madre, pure che l'ha riso frate. Pare sano, vero? È un tipo tubolo, però è pure scemo. Don Torrisi è già un quadro buono. Ah, salute! Ok, quindi avevo capito giusto io che era lui l'ombra. Andiamo da Isabella. Isabella, Isabella cara. Isabella, sei troppo bella. Vediamo cosa si diranno. Torrisi, suo cugino volesse che ne scattasse una foto. Tali a che festa, Enzo? Ta stai scialando? Sì, grazie signorina Torrisi. Ma raccomando, non bevere troppo. No signora, non mi voglio perdere manco un minuto questa serata. Capace che magari vota po' meglio. Che vuoi dire? Chissà è una innata speciale. Vostro padre ne concessa la serata libera a tutti. Quindi nudo c'è che fava di a casa. Qualcuno potessi trasere o ne escere di nascosto. Esatto. Signorina Torresi, secondo voi potesse succedere? Ah, quando calo scuro può succedere di tutto. E chi sono questi? Niente, ci fanno i complimenti. Grazie, grazie. Chi è una dritta, Cesare? Cosa? Chiura così? Amone, che va a fare? Mettitevi da banna, scincitete. Mettiti accanto a Cesare. Tecca, pigliatello tu, Kiss. Va bene, mettetevi in posa. Non vi muovete, tutte femme. Forza, Muoviti! Bella però questa cosa. Molto molto bella. Continuerà o finirà qua la missione? A gonfie vele. Enzo vince la gara. No, finisce qua il capitolo. Disgrazia. Capitolo 8. Minchia. Lui è con Isabella. Chi è? Caroso! Minchia! Non te muove! Minchia, picciotti. Rape! Caroso! Rape! E la Sara arrerai poi mai più. Stai a parlare. È urgente. O cecca? Nonno, perché? Una femmina è che falla niesce. Non c'è nodo. Un mio coglione! Mi dissi che non c'è nodo. Minchia. Minchia, Isabella è stata veloce. Allora? Che successe? I miei uomini nelle guardie dicono che ci sarà una retata proprio nella conceria oggi. Minchia. Abbiamo un traditore. Corre gioco, dicelo all'auti. Fate sparire tutto cosa, allestiti. Come fu a parlare? Di questo ma avvero io.
Ci succhio sai di $20.000 di mazzette dopo Inza, raccoglie tutto. E vedi, di fare in modo che sbirro un piglio un annuccio. U capisti? Madonna. Minchia. Picca ci mancò. Andiamo a prendere Salutiamo, signor Favara. Non posso parlare ora, Flavio. Flavio. C'è urgenza. Pigliamo la macchina, va. Ce l'hai a dire a Cesare prima che succeda un 48. Ecco perché il nome disgrazia. Vabbè, almeno siamo arrivati. Ciao Enzo. Non è Cesare. Cesare, dimmi. Angelo, porta tutte quante no fuigonei te venne. Roberto fa sperire tutte cose. Cesare, qualcuno sa cantò. Stanno arrivando i sbirri. A mallevare tutte cose recca. Per da mace, quanto abbiamo? Pecca e niente. Amore. Cesare, tu e io ora scendiamo. Facciamo nascere i nostri due. Appressatiamo. Vediamo se riusciamo a picchiarli. Minchia, mi sa che è troppo tardi. Minchia. Guardate dappertutto. Sequestrate tutte cose. Arrestate tutti quelli che trovate. Forza. Scommetto che sta puzza non te ne dà fastidio. Speriamo che la soffiata giusta, Ora, uviri, torrisi a voce per stava cuglioniando a tutte pari. E se non era per mia, tu non te ne avessi donato mai. Che puttana. Pezzo di merda. Oh, statene al posto tuo. Anche se abbiamo un accordo, mettiti in mezzo e finisci in carcere con gli altri. Oh, mucciavuzzo, cui e ti hanno accodato. A me non mi vedi più. I piccioli faccio il canno. Ci penso io. Tu avverti la voce. E trovo falsario. Oh, Enzo, caso. Con i criminali assaggerete il rigore della legge. Collaborate ora e diteci cosa sapete. Altrimenti ne pagherete le conseguenze. Allora. Per chi vi paga? Per quei mafiosi? Un siete nienti. Qui la situazione si fa molto complicata. E quindi dobbiamo essere veloci. L'ombra qua era. O vitti chi sbirre. O saccio. Don fame, poi to duaco. Infame suca minchia. Ai do ci pensiamo troppo. Veristo o fai sario? O vette che travagliava nella conseria ogni c'ha pressa. Buono. Vattene. Levate recca. Buona fortuna, Enzo. Minchia, li devo ammazzare tutti. Veloce, veloce. E allora, a te ti ammazzo così. Là ce ne stanno due. E me lo tu. Come sono fatte i mafiosi? Oh, mi parevano operai. E pure senza picciole. Non ce la ma mentre insieme. Un resto sono cazzi lauci.
Ok. È un buon risultato. Ma mi sento come se ci stanno usando. Che Boriri? L'informatore del capo. Loib. Ti pare forse un cittadino onesto? Ma manco per niente. Abbiamo usato il pesce piccolo per prendere quello grosso. Più mia comunque è una vittoria. Ah, certo. Possiamo scassinare qua. E andarci da questa strada. Sono che hanno che la pressa, mi pare. Una conceria. Grazie. Ora vattene prima che si arrecampano a voce. Vattene, che siamo tutti in pericolo. Vediamo qua. Preciso. Va bene, attenti tutti. Qua non abbiamo ancora finito. Certo, caporale. C'è qualcuno qui? Che cosa può essere? Ah. Perfetto. Ce ne so due da controllare nella porta della struttura. Agli ordini. Allora, qua era che tu caso? Un pescione. Un civile, un informatore. Si fa chiamare l'ombra. Schifeio a Ido. Lavorava nelle miniere. Può essere utile. L'ombra? E che minchia del nome è? Allontanati tu. Allora, uno se ne va. Io mi allontano. Amone. Aspetta, ma che sto qui? A battaglia, ammazzare! Un altro collezionabile e un fucile. Quasi succederà il macello. Chi mi ha sparato? Madre santissima! Pensava che eri uno sbirro. Ah, fanculo. Ora ho che scimonetto se pure oibo. Giuseppe Ronne. Un usaccio. Ca non c'è. Però come faceva l'ombra Muoversi! a sapere dove era la zona? Altre morte qui, caporale! D'accordo, occhi aperti, armi in pugno. Ascoltate, i responsabili potrebbero essere ancora qua. Divediamoci e troviamoli, forza! Minchia. Quindi ci sono due zone da poter controllare.
tutto sgombro! Via libera! Non c'è nudo, nudo! Se rimane così mi fa un favore. Dai, muori, muori, muori. Niente. Niente cote ancora. Ti conviene parare ora o finisci incriminato. Sappiamo che fate qui e per chi lavorate. Ultimo avvertimento. Ora dei picchi! Enzo, oh signorozzo, grazie. Ma che fu? Corrado Barzoni, fece lo spirito. Ombra sa cantò. Però era un ci pensare, un neofascista. Buono, passate per la cappella e i te vinne. Tagliatevi le spade. E giocatore vai! Schiavamolo in dopo! Penso che ho liberato tutto. Vaffanculo, avevo fatto tutto in stealth. Giuseppe. Lui concia uno. A ringraziare che sei vivo. Capitaro male, ci fece tagliare un meco teatro. I picciole. Uno scannatoio. Un carico completo, pronto e impacchettato. O va piglio io. Tu vattene. Con piacere. Quindi dobbiamo andare a prenderci pure i soldi. Che Cesare! Minchia! Un scannatoio! Vai tu, io mi arrangio. Il ciavacchio si capeva dal principio che faceva schifo. Da capo! La finestra chiovota! Sparategli! Dobbiamo raggiungere quella porta! Ma va manco! Ah! Sei spacciata! Si pigliata mai! Vai a stare! Vai. Butta di sale. Esce la testolina. Perfetto. Cesare, sono qua in tuo aiuto. Scandalo! Ammazzalo! Se la scappa con la macchina. E chi buttare? Quindi inseguimento in auto. Maronna. Su camicchia! Cioè, siamone! La macchina! I piccioli sono in la macchina! Tu sei morto!